Una maschera di sangue. Gli agenti della questura lo hanno trovato così, vittima di un brutale agguato da parte di un branco di aggressori che poi si sono dileguati. È l'ultimo caso di violenza a Vicenza. Siamo in Viale San Lazzaro ed è l'1:30 di notte. Un ghanese di 25 anni senza fissa dimora viene preso a sprangate da un gruppo di 6 o 7 sconosciuti. Colpito più e più volte alla testa, tenta di difendersi, di ripararsi con le braccia, ma i colpi lo feriscono finché gli aggressori non sentono le sirene della polizia e allora si dileguano immediatamente, lasciando il malcapitato a terra sanguinante. Provvidenziale la segnalazione arrivata alla questura di qualcuno che evidentemente, sentito il tafferuglio, ha deciso di chiamare il 113. Immediatamente sul posto sono accorse le pattuglie delle volanti e un'ambulanza del SUAM 118. Il giovane straniero è stato portato all'ospedale San Bortolo, dove sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ha saputo spiegare chi fossero gli aggressori e perché lo avessero preso di mira. Gli investigatori adesso dovranno riuscire a ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e a risalire al movente del pestaggio. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Adesso è caccia alla gang dei picchiatori.